Noi sentiremo il dottor Iontu proprio in questi giorni, in queste ore, per capire se, diciamo, vuole proseguire in questo tipo di attività e la vuole proseguire su Chioggia, qualora avesse ovviamente delle certezze, delle inquietudini derivanti da questi episodi, il ragionamento che faremo sarà quello di spostarlo in un ambito più protetto. Noi abbiamo bisogno di medici. La mano tesa e la solidarietà nuovamente manifestata dal direttore INPS Veneto nei confronti di Nelson Yontu, il medico INPS di origini camerunensi, aggredito e apostrofato con insulti razziali nei giorni scorsi a Chioggia durante una visita di controllo fiscale. Ancora viva la paura espressa ieri all'incontro con Pasquale Tridico, presidente INPS nazionale, la volontà di non esercitare più in quella città dove, come medico fiscale, era già stato vittima di episodi di diffidenza, ma l'invito è quello a dare un segnale. Per me l'auspicio sarebbe proprio che continuasse a fare il medico fiscale e continuasse a farlo proprio su Chioggia, e proprio perché io sono assolutamente convinto che Chioggia non è certamente una città che ha, da questo punto di vista, qualcosa da dimostrare a nessuno, no? Segnale di solidarietà che arriva dalla comunità di Chioggia, dal sindaco di Padova dove risiede, dal sindaco Brugnaro che inviterà Iontu a Caffarsetti per esprimergli la vicinanza di tutta Venezia. Ma se il singolo episodio viene condannato unanimamente, la riflessione del direttore INPS Veneto si allarga ad atteggiamenti di ostilità crescente riscontrati verso i controlli in generale. Abbiamo avuto negli ultimi mesi alcuni casi invece di aggressioni a ispettori del lavoro nostri, dell'INAIL, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che accedevano a cantieri. Qui il razzismo ovviamente non c'entra nulla, ma che è espressione di quel tipo di cultura che dicevo prima. C'è un lento scivolamento verso un po' un'insofferenza più ampia rispetto ai controlli, e questo è pericoloso